Tieni. Si vede? È troppo basso. No, dritto è giusto. Dritto è. Ecco.
La gara del chi l'avrebbe mai detto che queste due squadre si sarebbero ritrovate in questa situazione di classifica. In casa il Gemini è una fortezza, in trasferta l'Aragona è letale. Miglior attacco contro la miglior difesa. La posta in palio oggi è altissima, non basta un pareggio in una situazione simile, è l'ora della verità. Vincere e portare a casa il bottino pieno e dare una scossa al campionato. Dallo stadio Toto Russo di Aragona, amici di Sportisili, sono Giulio Tasca e vi do il benvenuto ad Aragona Gemini Calcio, il big match della domenica del girone A di promozione. La prima contro la seconda della classe, quelle che stanno dominando letteralmente il girone A della promozione siciliana. C'è uno spettacolo bellissimo al Toto Russo di Aragona, praticamente sold out quest'oggi. Allora diamo subito un'occhiata alle formazioni delle due squadre. Aragona di mister Carmelo Giordano che si schiera con Priola in porta, in difesa Strabone, Sanè, Piraneo e Fai, a centrocampo Gazziano, Zammito e Iatta, in attacco Genova, Treppiedi e Domenico Namio. Il Gemini risponde con un 3-5-2, Demiere tra i pali. Difesa composta da Antona, Reina e Micheli, a centrocampo Licata, Colli, Mangiapane, Muratore e Seiter. Per il tandem d'attacco composto da Mirko Marrone e Raimondo Lucera, con Giorgio Stassi ancora relegato in banchina per precauzione da mister Pier Alberto Ancona. Per la direzione di gara affidata all'arbitro Castovinci di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Lalomia di Enna e Giusto Leone di Palermo. Ricordando che le due squadre osserveranno un minuto di silenzio in memoria del compianto Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, europeo e mondiale. Due Roland Garros per lui, la mitica Coppa Davis. Scomparso all'età di 92 anni. Squadra di casa che osserverà un minuto di silenzio anche in memoria delle famiglie Bellanca e Giambrone per la prematura scomparsa di Santo Bellanca. Toccante minuto di silenzio per la scomparsa, come avevamo detto precedentemente, di Nicola Pietrangeli, anche del lutto in casa Aragona. Allora si aspetta solamente il fischio d'inizio del direttore di gara. Ricordiamo che ieri c'è stato anche l'anticipo del girone A di promozione con l'Aspra vittorioso in casa ai danni del Terrasini.
E quindi anche situazione in bassa classifica che si fa molto movimentata. Mentre l'arbitro ha il fischietto in bocca e allora è tutto pronto. Può cominciare ufficialmente. Direttore di gara che continua a controllare. Può iniziare ufficialmente Aragona Gemini con il primo possesso per l'Aragona. Pallone che finisce in out, si ripartirà da una rimessa laterale in favore del Gemini. Tre piedi. Sempre tanta qualità per il centrocampista dell'Aragona, ex Canicattì San Cataldese, primavera della Sampdoria, tra le altre. Tanto fallo ai danni di Domenico Namio, calcio di punizione per l'Aragona da ottima posizione. Squadre in ottima forma entrambe, 5 vittorie consecutive per entrambe vittoriose nell'ultima trasferta. Gemini ha giocato in casa vincendo per 4-0 ai danni della Margheritese. Aragona invece vittoriosa in trasferta in casa dello Sport Palermo, che peraltro una settimana prima aveva affrontato proprio il Gemini, perdendo per 2-0. La battuta del calcio di punizione, Piraneo a cercare qualcuno là davanti, pallone allontanato dalla difesa e poi Gaziano ha cercato una conclusione, finisce alta sopra la traversa. Ne hanno approfittato entrambe le squadre per rinforzarsi con il mercato di riparazione appena cominciato. Aragona ha preso Genduso dall'Icata, Sclafani dal Camarat e Rama dall'Aspra. Il Gemini invece ha preso Perrone dal Casteltermini, Berri dal Bagheria e il grande colpo Lucera, anch'egli dal Bagheria. Dei tre solamente titolare quest'ultimo. Licata dietro da Antona, poi Seiter, il lancio in avanti a cercare Mirko Marrone che si sgancia dalla marcatura di Fayet. Quest'ultimo commette fallo ai danni del numero 11 del Gemini, calcio di punizione per la squadra ospite. Allora calcio di punizione dalla sinistra per il Gemini. La battuta c'è Lucera, chiama le torri, chiama Seiter, chiama Mangiapane. Lui autore già di 4 gol su palla inattiva, 1 su calcio di rigore. Va Raimondo Lucera verso la porta, brivido per Priolo che non riesce a tenere il pallone in campo. Sarà corner per la squadra di mister Pier Alberto Ancona, che si alza in questo momento dalla panchina e va a dare indicazioni ai suoi giocatori. Attenzione al movimento in area di rigore, già l'arbitro va a richiamare alcuni componenti dell'Aragona. Dato da Zammito e da Seiter, il direttore di gara. Occhio alla battuta del corner in area, solo l'illusione del gol, pallone che si spegne sul fondo.
Occhio all'angelo in avanti a cercare Domenico Namio. Da solo Domenico Namio si invola in area di rigore. Namio, ancora Namio. Spreca tutto davanti a Demiere. Potenziale occasione da rete per l'Aragona. Allora Demiere, Antona, lancia in avanti a cercare Mirko Marrone, contrastato da Fayet. Poi Moussa Sané lascia scorrere e regala di fatto una rimessa al Gemini. Mangiapane, attaccato da Giatta, torna indietro da Demiere. Poi Miceli, attaccato da Namio, va da Reina. Daniele Mangiapane, filtrante a cercare Colli. Occhio all'azione offensiva delle Gemini. Il pallone che si impenna e si spegne sul fondo. Sarà calcio d'angolo per la squadra ospite. Muratore alla battuta del corner verso il centro dell'area. Poi occhio alla conclusione di Muratore. Era stato Lucera ad andare alla battuta del corner. Pallone che si spegne alto sopra la traversa. Priolo, Salvatore Treppiedi, Fayet. Priolo la gira su Sané. La verticalizzazione a cercare Giatta. In chiusura Muratore, poi Gaziano prova a mettere ordine. Sané, Piraneo, Totò Treppiedi. Cambio di gioco a cercare Strabone. Regala una rimessa al Gemini. Poi Miceli in disimpegno viene attaccato da Namio. Alla fine il pallone passa. Colli, indietro da Miceli. Mangiapane, attaccato da Giatta in modo irregolare. Calcio di punizione per il Gemini. Mangiapane alla battuta. Il lancio in avanti a cercare Antona. Chiude bene la difesa con Gaziano e poi prova a partire in velocità Zammito. Se allunga troppo il pallone si ripartirà da una rimessa laterale in favore del Gemini. Qui Stefano Zammito prova a mostrare tutte le sue qualità. Miglior under 19 fino a questo momento del girone A di promozione. Si è messo in mostra con 5 gol. Lui che ha giocato anche nelle giovanili dell'Acragas. Un ottimo profilo, è già stato segnalato nonché convocato dalla rappresentativa under 19 siciliana. Marrone, poi la copertura difensiva da parte di Fayet. Rimessa laterale in favore dell'Aragona. Qui protesta la panchina del Gemini. Miceli in avanti a cercare Colli, attaccato da Treppiedi. Poi pallone che resta vivo e messo in avanti da Seiter. Occhio a Lucera che prova ad inserirsi. Alla fine Priolo, con tutta la tranquillità di questo mondo, cede a Gaziano e fa ripartire l'azione. Strabone, può servire Namio. Strabone, provate il lancio lungo a cercare Rosario Genova. Si partirà da una rimessa laterale. Altro protagonista della gara, Rosario Genova. Tocca il pallone in questo momento. Viene strattonato. Guadagna un ottimo calcio di punizione il bomber dell'Aragona, capocannoniere del girone A di promozione con 13 reti. Prelevato quest'anno dalla Sommatinese, dove aveva vinto il campionato di prima categoria. Il primo dei tanti, aggiungo.
Piraneo. La finta per l'ex Camarat, anche Gemini. Poi il servizio a cercare Stefano Zammito. Il cross che si spegne sul fondo. Ottima azione da parte dell'Aragona. Cross di Zammito troppo verso l'esterno. Allora occhio al pallone recuperato proprio dai bianco-blu. Deve intervenire Colli, prendendosi anche un pestone da parte di Totò Treppiedi. Calcio di punizione per il Gemini. Mangiapane allarga su Miceli. Il lancio a cercare Marrone, chiude bene la difesa. Allora Antona riparte da Demiere. Il lancio a cercare ancora una volta Mirko Marrone. Una serie di colpi di testa e poi Seiter. La finestra buona allontana. Mangiapane. Miceli. Attaccato da Namio. Riesce a servire Lautaro Seiter. Il cross di Lautaro Seiter a cercare Lucera. A botta sicura al volo ha provato Raimondo Lucera. Stava per fare un gran gol. Pallone che si spegne sul fondo. Piraneo attaccato da dietro da Muratore. Peraltro i due sono ex compagni di squadra ai tempi del Camarat. Gaziano, tre piedi. Poi il recupero palla da parte del Gemini. Alla fine sarà calcio di punizione già battuto proprio dai padroni di casa, con il pallone recuperato dal Gemini. Alla fine Colley pecca un po' di perseveranza. Allora recupera il pallone l'Aragona, che si porta in avanti con Piraneo. Lì vicino c'è Giatta. Piraneo va proprio dal numero 8. Il cross in mezzo a cercare Genova. Esce bene dallo specchio della porta Demiere e fa su il pallone. Antona. Mangiapane. Lautaro Seiter. Si sovrappone Miceli. Seiter lo vede in ritardo. Miceli perde un po' di grip nella corsa. Sarà semplice rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Tre piedi. Avanza palla a piede tre piedi. In mezzo a due riesce a passare tre piedi. Poi arriva Mangiapane che chiude le porte. E alla fine la ruleta qui. Grande giocata da parte di Muratore, che prova a lanciare Lucera. Fa su il pallone Priolo e allora si ripartirà da Gaziano. Giatta. Attaccato da Muratore. L'arbitro giustamente fischia calcio di punizione per i padroni di casa. Siamo al 13° minuto di gioco. Parziale ancora sullo 0-0. Squadre che si stanno per lo più studiando. Strabone. Poi tre piedi. Namio. Si accentra Namio. Scambia con Giatta. Poi Piraneo. Tre piedi. Qui l'appoggio sbagliato da parte di Piraneo. E prova a ripartire il Gemini. Poi il recupero palla da parte dell'Aragona. Il filtrante di Piraneo a cercare Namio. Demiere fa su il pallone in due tempi e riparte da Mangiapane. Occhio al pallone in avanti a cercare Lucera. Alla fine pallone che esce. Si ripartirà dalla rimessa laterale.
Priolo. Faye. Lancia in avanti a cercare Genova. Alla fine pallone che passa. Poi Giatta ha provato a servire Genova. Pallone allontanato dalla difesa. Poi Gaziano prova a mettere ordine. Zammito attaccato da Muratore. Fallo però è stato commesso da Zammito. Calcio di punizione per il Gemini. Ancora gioco fermo per la battuta di questo calcio di punizione in favore del Gemini. Ne approfitta mister Carmelo Giordano per dare indicazioni ai suoi giocatori. Andona, il lancio in avanti a cercare Mirko Marrone. Poi la copertura difensiva di Gaziano ad allontanare Colli. Giatta, abbastanza pericoloso, ma l'arbitro lascia proseguire. Allora in avanti Piraneo a cercare Genova, pallone che non passa. Allora il Gemini può ripartire con Seiter, anzi Miceli, adesso Seiter in avanti a cercare Lucera. Grande copertura difensiva da parte di Faye. Poi Muratore, grande stop, si accentra Muratore. Colli, guarda la porta, prova la conclusione con un po' di difficoltà. Priolo riesce a mettere in angolo. Lucera, la battuta del corner, esce Priolo e allontana con i pugni. Poi Namio può ripartire in velocità, attaccato da Lucera. Poi rischia un intervento pericolosissimo, lo rischia anche Gaziano e alla fine Lucera si porta il pallone fuori e concede una rimessa laterale ai padroni di casa. Gaziano, Sané, Priolo, Faye in avanti a cercare Namio, il lancio di Faye. Occhio a Domenico Namio che passa. Namio, la grande risposta di Mirko De Miere, ma aveva fermato tutto il direttore di gara per posizione di offside. Rinvio di De Miere, colpisce di testa Strabone, concede una rimessa laterale agli ospiti. Seiter, Miceli, chiuso da Namio, rimessa laterale in favore ancora una volta degli ospiti. Miceli, Giatta riesce a recuperare palla, poi in mezzo a due, gran numero da parte di Giatta, il lancio in avanti a cercare Domenico Namio, fosse posizione di offside, l'arbitro lascia proseguire, rientra Namio sul sinistro, grande copertura difensiva da parte di Miceli, poi ancora Namio, chiede l'appoggio, tre piedi, Namio preferisce andare da Strabone, poi tre piedi, attaccato da Colli, arbitro fischia calcio di punizione in favore dell'Aragona. Già battuto. Poi occhio alla conclusione. Dai 25 metri ci ha provato Stefano Zammito. Pallone che esce sul fondo. Allora si può ripartire da Mirko De Miere.
che appoggia su Lucera, anzi su Reina, in avanti a cercare Mirko Marrone, che stoppa un pallone difficilissimo, alla fine lo perde sull'attacco di Treppiedi. Poi Gaziano, Treppiedi, cerca Giatta, poi Piraneo allarga su Strabone, prova il numero ai danni di Colli Strabone, il pallone che non passa, allora può ripartire il Gemini, ma sbaglia ancora una volta il disimpegno, e allora recupero palla di Piraneo, cambia totalmente gioco su Gaziano, appoggia da Treppiedi, grande giocata da parte di Treppiedi che si libera di Muratore, poi ancora Treppiedi attaccato dall'altro numero 10, alla fine il pallone è recuperato da Gaziano. Fayet, Zammito, si appoggia su Treppiedi, è libero Gaziano, Treppiedi lo vede, lo serve, Gaziano va sul fondo, poi rientra, torna da Treppiedi, occhio che può andare alla conclusione Treppiedi, brivido per Demier, ha provato a fare una gran bella giocata Totò Treppiedi, provata ad estrarre dal cilindro il colpo del genio. Occhio all'Angelo in avanti a cercare Lucera, posizione regolare del numero 99 del Gemini, ancora Lucera, chiuso da Mustasanè, che non concede neanche il corner, quindi si ripartirà da Priolo. Gaziano, occhio alla copertura di Miceli, pallone che torna da Priolo, il rinvio lungo a cercare Domenico Namio, che prova a smarcarsi da Miceli, il problema è che il pallone non arriva, e allora Colli, provato ad appoggiare su Marrone, si ripartirà da una rimessa laterale. Piraneo, Gaziano, Sané, pallone in avanti a cercare Genova, copertura di Miceli, poi Seiter sbaglia l'aggancio, si ripartirà da una rimessa laterale per l'Aragona. Strabone, Nami attaccato da due uomini, riesce a scappare grazie anche all'aiuto di Treppiedi, poi fallo di Nami ai danni di Mangiapane e Treppiedi che rimane a terra dolorante. Ha subito un colpo sul costato Totò Treppiedi, rimane a terra dolorante, si vanno a sincerarsi di lui componenti dello staff dell'Aragona, quindi in questo momento Aragona costretta a giocare senza il suo playmaker, che il pallone che passa, facile preda per Priolo. Che giustamente mette il pallone fuori, che se l'arbitro aveva invitato a proseguire i giocatori a continuare a giocare la partita, Treppiedi è rimasto a terra, è già pronto, credo sia a Rama, proprio così. Subito entra in campo Rama, non ce l'ha fatto Totò Treppiedi, rimane dolorante, viene accompagnato adesso in questo momento dallo staff e dall'applauso di tutto lo stadio. L'Aragona che perde un pezzo importante.
entrato in campo il neoacquisto Rama, maglia numero 20. Gaziano in avanti a cercare Genova, attaccato da Reina, non riesce a passare Rosario Genova, alla fine si ripartirà da Demiere. Quando siamo alla mezz'ora, Aragona che perde uno dei suoi pezzi più importanti, ovvero Treppiedi, uscito per infortunio proprio un istante fa. Occhio al passaggio indietro, non ne approfitta Zammito. E allora Mangiapane, attaccato da Genova, recupera palla Genova, Genova solo davanti a Demiere, il miracolo di Demiere, e poi il salvataggio sulla linea da parte di Seiter. Aragona vicinissimo al gol del vantaggio. Qui mani nei capelli per Zammito. Calcio di punizione per l'Aragona per il fallo subito ai danni di Namio. La battuta c'è Piraneo. Il cross di Piraneo a cercare Gaziano, pallone allontanato da Marrone, poi occhio all'altro pallone messo in mezzo, allontana la difesa. Colli, Muratore, Marrone, pallone che passa, Marrone che subisce una botta. Calcio di punizione per il Gemini. Miceli, Antona, poi Seiter, anzi è Licata che si era abbassato. C'è stato comunque un calcio di punizione per il Gemini. Colli, adesso Seiter, in sovrapposizione c'è Miceli, in avanti a cercare Lucera, occhio a Lucera in area di rigore. Ancora Raimondo Lucera, attaccato da due avversari. Sarà solo corner per il Gemini. Il cross in area, lontana Strabone, sarà un altro corner. Anzi no, l'arbitro concede solamente rimessa dal fondo, anche se l'ultimo a toccare era stato Strabone e non Lucera. Gaziano, Sané, Gaziano il lancio in avanti a cercare Zammito, si distacca dalla marcatura di Licata, poi Genova, il velo a cercare Giatta, pallone che non passa, allora si ripartirà da Gaziano. Piraneo, in costruzione l'Aragona, Giatta, poi Rama verso Strabone, Namio, Rama, ancora scambio con Strabone, poi il pallone allontanato dalla difesa, rimessa laterale per i biancazzurri. Sané allarga su Gaziano, Piraneo, il lancio in avanti a cercare Genova che prova ad agganciare, viene strattonato da Reina, l'arbitro lascia proseguire.
Poi Colli. Occhio a Giatta che recupera il pallone. Ancora Giatta. Giatta guarda in aria. Cercare Genova. Rimballo che favorisce la difesa del Gemini e soprattutto Mirko De Miere. Antona. Il lancia in avanti a cercare Marrone. Poi Gaziano in copertura difensiva. Ancora pallone in avanti. Occhio al disimpegno sbagliato di Sané. Marrone recupera palla. Poi il rimpallo che favorisce ancora una volta il numero 11 del Gemini. Solamente rimessa laterale per gli ospiti. Dresco che in questo momento è il 30° minuto di gioco. Sempre 0-0 tra le due squadre. Rimessa laterale questa volta per i padroni di casa, con il capitano Gaziano alla battuta. Piraneo. Attaccato irregolarmente da Marrone. Calcio di punizione per l'Aragona. Sané. Gaziano. In avanti a cercare Piraneo. Prova a ripartire l'Aragona. Piraneo fermato con un fallo da Marrone. Anzi da Muratore. Calcio di punizione per l'Aragona. Sané. Poi Piraneo. Sané. Fayet. Di nuovo Sané. La gira su Piraneo. Lancia in avanti a cercare Genova. Occhio al pallone che passa ma finisce direttamente da Mirko De Miere. Poi tocco con il braccio da parte di Lucera. Si partirà da un calcio di punizione per l'Aragona. Fayet. Pallone a cercare Domenico Namio. Grande stop di Domenico Namio. Con la suola, ancora Namio. Il cross in mezzo. Troppo lungo per Rosario Genova. Pallone che si spegne sul fondo. Colli. Miceli. Un po' troppo avanzato Miceli. Si ritrova in una posizione non sua. Adesso torna tra i 5 di centrocampo. Reina. Pallone in avanti a cercare Mirko Marrone. C'è la sovrapposizione di Muratore. Marrone preferisce andare da Licata. Interviene ed esce in sicurezza Priolo. Anche se il direttore di gara aveva segnalato con un po' di ritardo il fuorigioco di Licata. Punizione già battuta dall'Aragona con Gaziano. Cambio di gioco a cercare Namio. Ancora Domenico Namio. Prova con una serie di finte a passare. Poi interviene Strabone. Alla fine Lucera in copertura, ma ancora Strabone ad attaccare il numero 99. Quest'ultimo spazza in avanti. Pallone recuperato da Sané. Gaziano. Va da Zammito. Poi Rama. Zona tiro. Appoggia su Genova. Pallone recuperato dal Gemini, che prova a ripartire. Poi il gran recupero di Namio. Occhio a Piraneo che guarda la porta. Conclusione che si spegne sul fondo. Ci ha provato l'Aragona con Piraneo. Seiter. Antona.
Marrone. Mangiapane. Colli. Marrone. La gira su Muratore. Antona. Licata. Di nuovo Muratore. Una finta su Giatta. Ancora Muratore. In area di rigore Muratore. Poi pallone allontanato dalla difesa dell'Aragona con Strabone. Corner dunque per la formazione ospite. Va alla battuta Lucera. Palla troppo lunga, rimessa nuovamente in mezzo. Poi occhio al pallone. Pericolosissimo in aria, messo fuori. Credo da Zammito. Nuovamente corner per la formazione ospite. Mentre Spintoni in area di rigore, rimane a terra Namio. Qui l'arbitro va a mettere un po' di ordine. Il cross di Lucera, pallone troppo lungo per Miceli, che ha provato l'impossibile per cercare di stoppare il pallone. Priolo. Fayet. Lancia in avanti a cercare Namio. Poi il recupero palla di Mangiapane. Poi l'altro recupero di Namio. Alla fine il pallone è nelle mani del Gemini con Miceli. Grande stop di Lucera. C'è lì vicino Seiter. Prova ad andare da Marrone Seiter. Alla fine allontana la difesa dell'Aragona. Miceli in avanti a cercare Marrone, attaccato da Fayet. L'arbitro non concede nulla. Poi in pressing Lucera. La fine Piolo allontana. Gaziano alza questo campanile a cercare Giatta. Poi pallone che non passa. Giatta ha provato a cercare Zammito. Pallone recuperato dal Gemini con Licata che prova a passare. C'è Rama in copertura. Viene applaudito dai suoi nuovi tifosi, mentre rimane a terra, credo, Gaziano. Sì, è proprio così, il capitano dell'Aragona. Ha subito un colpo al volto. Si rialza Gaziano e allora si ripartirà da Priolo. In avanti il portiere a cercare Namio. Poi Piraneo, Giatta. Aragona che avanza centralmente. Giatta prova a rientrare. Poi Namio provato ad andare alla conclusione. Giatta l'ha fermato. E allora Piraneo. Gaziano. Guarda in mezzo. Preferisce andare da Zammito. Avanza il numero 7 dell'Aragona. Viene chiuso da Licata. Si ripartirà da un corner in favore della formazione di casa. La battuta c'è Piraneo. Va Piraneo con il destro in area a cercare Fayet. Demiere fa su il pallone. Rimane a terra Antona. L'arbitro giustamente invita Demiere ad aspettare un momento.
Quando siamo al 40° minuto di gioco, da questo momento mancano 5 minuti, poi più l'eventuale recupero. E riparte la formazione di mister Piero Alberto Ancona con Miceli che scambia con Colli, in avanti a cercare Lucero. Occhio che c'è un varco per Marrone, avanza Mirko Marrone, viene chiuso da Fayet, poi da Piraneo, alla fine commette fallo il numero 11 del Gemini. Priolo lancia in avanti a cercare Genova, poi Zammito in copertura. Marrone, alla fine il pallone che resta ancora in possesso dell'Aragona. Rama prova a lanciare Namio, recupero palla da parte del Gemini. Allora nuovamente Rama, Giatta va da Zammito, Zammito si allarga su Gaziano. Il cross del capitano a cercare Genova, pallone messo fuori dalla difesa, poi non arriva ancora una volta Gaziano e alla fine c'è il fallo da parte di Rama ai danni di Gianluca Muratore. Miceli Mangiapane, pallone in avanti a cercare Seiter che stoppa bene, rientra Seiter, appoggia su Lucera, attaccato da due avversari. Raimondo Lucera alla meglio Piraneo che gli ruba via il pallone e prova a far partire la sua squadra. Poi Gaziano, pallone recuperato dal Gemini. Mangiapane, Muratore non riesce a controllare il pallone, allora glielo scippa via Zammito e prova a ripartire. Serve Genova che si allarga sulla sinistra. Ancora Genova, rientra Genova, appoggia da Rama. Rama guarda la porta, vede l'inserimento di Genova. Vicinissima al vantaggio l'Aragona con Rosario Genova. Questa iniziativa del numero 9 dell'Aragona, assistito da Daniele Rama, si spegne sul fondo. Demiere in avanti a cercare Miceli, poi a sua volta prova a cercare Marrone, alla fine pallone recuperato dall'Aragona con Namio che prova a far ripartire Giatta, appoggia da Rama. Piraneo, uno sguardo alla porta di Piraneo, serve Gaziano, ancora Piraneo, palla verso Zammito. Zammito prova a far passare il pallone, alla fine hanno la meglio i difensori delle Gemini e poi allontana Colli. Grande copertura da parte di Mustafa Sanè che evita la ripartenza di Mirko Marrone. Muratore, Lucera, pallone a cercare Licata, poi Colli. Occhio, questo cross a cercare Seiter, pallone che si spegne sul fondo. Ottima iniziativa da parte del Gemini. Allora si ripartirà da Priolo. Il rinvio di Priolo, pallone a cercare Genova, forse con un braccio. L'arbitro fischia calcio di punizione in favore del Gemini per il tocco con il braccio di Genova.
e concede 3 minuti di recupero. Quindi 3 a partire da ora. Sempre 0-0 tra le due squadre. Diciamo, è stata molto più offensiva l'Aragona rispetto al Gemini, anche se la squadra di mister Pier Alberto Ancona ha avuto le sue occasioni. Occhio e lancia a cercare Namio. Poi pallone recuperato da Giatta. In mezzo a due Giatta prova a passare. Poi Rama. Giatta ci mette un piede alla fine, mangia pane. Mette ordine. Riparte da Seiter. E guadagna una rimessa laterale. Miceli. Mangia pane. Di nuovo Miceli in avanti a cercare Marrone. Poi Piraneo. Rama. Namio. Prova a passare Namio. Viene chiuso dalla difesa delle Gemini. Qui si lamenta mister Carmelo Giordano perché voleva un fallo ai danni del suo numero 11. Battuta la rimessa laterale. Pallone in avanti a cercare Genova. Attaccato da Reina. Reclamato un calcio di rigore l'Aragona. L'arbitro ha lasciato proseguire. Gaziano. Zammito. Avanza ancora Stefano Zammito. Viene chiuso da Muratore e poi da Antona. È l'arbitro che fischia 2 volte. Fine del primo tempo tra Aragona e Gemini. Parziale sullo 0-0. Noi ci fermiamo per un break e ci rivediamo per il secondo tempo. Arriva da Girgenti, si appoggia da Ordonez, ancora Girgenti, accelera, entra nel rigore sinistro. E questa è la prima conclusione in porta della partita al minuto 5. E allora ancora sgasare Girgenti. Sempre il numero 10 che sembra in gran forma. Ordonez, ancora lui in area di rigore come prima Girgenti. Stavolta però rientra sul destro. Deviazione, ma c'è stato un fischio. Vediamo chi va. Girgenti carica a destro. Punizione a mezza altezza. Bruttissima. Barriera piena. Poi Gio scarica il mancino, troppo centrale per Zummo di far la sponda. Qui non c'è fallo su Caracapella. Pellegrino prende la mira, calcia però male. Africano mette dentro il pallone, lo Bosco con la testa, aveva svettato. Ancora e sempre a cercare Petrullo che però non gestisce bene. Allora Iezzi accelera, passa area di rigore, mette dentro! È miracolo! Questo è un miracolo da parte di Cannizzaro su Fontana. Centrocampo il 90-0-11. Allora Girgenti prova a sgasare contro Cirafici. Lato corte del rigore, rientra sul destro. Adesso ci entra, sì, nel rigore, aiuta Africano. Poi sinistro di Gio che va però ad uscire. Abate che va a lungo a cercare il taglio di Gio, non arriva a destinazione il pallone e allora gestì Ordonez. E poi Gio rientra sul sinistro. Zummo risponde bene, verticale il pallone ma regalato a Pucci. Gioca Mendola da Lo Bosco, lancio lungo buono per Iezzi, di rigore, esce ancora Cannizzaro a chiudergli lo specchio. Ad accelerare Gio, 1 contro 1 con Basile, rientra sul suo sinistro il numero 11 a giro e il pallone che sfiora il palo alla destra di Zummo e va sul fondo. Puleo in anticipo e Iezzi allora ha tanto spazio per offendere, accelera il numero 10, Lo Bosco prova a smarcarsi il pallone però arriva da Serio e l'ha messa dentro il numero 11 al primo pallone toccato della sua partita. La mette dentro Jack Serio che punisce, l'avevamo detto. Passo ancora Africano
Male da Pucci, Ballarino se la va a riprendere, tanto spazio per servire Girgenti, occhio perché Girgenti in area di rigore col destro! Non becca lo specchio della porta però il numero 10. Gli attaccanti del Bagheria. E ancora Iezzi a sgasare in questo secondo tempo, fa man bassa lo Bosco! Si riparte dal cooling break e fa 2-0 il 90-0-11. Altro assist di Iezzi che l'abbiamo detto quando si accende. Fa malissimo, si è acceso 2 volte in questa seconda frazione di gioco. È entrato con un'alta grinta, con un'alta testa qui serio, ha messo a terra un pallone folle, mette dentro da Lo Bosco, si è inserito Mendola! Nello spazio, serio, si inventa e mette giù una palla fuori di testa. Mendola si inserisce alla grandissima alle spalle di Lo Bosco. 3-0 del Bagheria 90-0-11. Fricano del pallone in gioco, mette dentro col sinistro per il colpo di testa di Mendola che fa doppietta e fa 4-0. Fricano bene sul fondo col sinistro dentro e Mendola ancora con l'inserimento da dietro in area di rigore, stavolta con la testa. Mister Giuseppe Guida, al termine del ritorno ai 16esimi di Coppa Italia, al termine della sconfitta dei suoi ragazzi ai Daniel Partini Codaci, una partita molto combattuta e giocata alla pari nel primo tempo, forse un calo nel secondo tempo. Insomma, l'impressione di questa squadra è che ancora una volta è una formazione che non ha mollato di un centimetro, però la partita se l'è portata a casa i Partini Codaci. È come quando fai il tiro delle coperte, la tiri da un lato, la scopri dall'altro. All'andata avevamo deciso di avere un approccio più attendista, li aspettavamo e provavamo a ripartire. Oggi, visto che avevamo una settimana in più sulle gambe, abbiamo provato a prenderli più alti e il primo tempo abbiamo avuto ragione perché abbiamo sicuramente fatto un grandissimo primo tempo di ottimo lavoro che abbiamo fatto. Poi purtroppo il secondo tempo abbiamo preso nel momento secondo me migliore nostro, in cui abbiamo approcciato bene anche il secondo tempo, abbiamo preso un gol su tanti errori fatti a partire dalla catena di sinistra e sulla lettura in mezzo. Lì ci siamo fatti infilare, sono stati bravissimi loro e cinici a fare gol, e sul 2-1 devo dire che la squadra un attimino ha un po' mollato. Poi il terzo gol, il rigore, è stato un regalo da parte dei nostri difensori, una palla in uscita data a loro. Fa parte del calcio. Noi all'andata l'abbiamo preparato in un modo e avevamo avuto ragione, questa volta abbiamo provato a prenderli più alti per cercare di togliergli le giocate, tant'è vero che l'unica palla che avevamo concesso fino ai 60 minuti era la palla lunga del portiere loro, quindi eravamo bravi nelle letture sulle seconde palle. Poi ripeto, appena abbiamo avuto un piccolo calo fisico è venuta fuori sicuramente la loro intraprendenza, la loro gamba, la loro esperienza e hanno vinto meritatamente la partita. Domenica comincia il vostro campionato, comincia il campionato di eccellenza qui contro il Cuspermo, che è un'altra squadra che ritorna in questo campionato e sicuramente venderà a la pelle. Insomma, adesso avete la piena preparazione, insomma, che campionato si aspetta dai suoi? Ma noi troveremo la piena preparazione nel mese di ottobre, non prima, per quello che abbiamo fatto e per quello che abbiamo sulle gambe. Dobbiamo essere bravi a giocare le partite senza andare mai in extra time, perché altrimenti rischiamo di avere lo stesso crollo che abbiamo avuto oggi, che la squadra sta lavorando molto e sulle gambe non riesce ad avere un ritmo costante per 90 minuti, quindi dobbiamo essere bravi ad affrontare la partita in maniera corretta, leggere bene le varie situazioni ed essere più cinici sotto porta, perché il primo tempo, se avessimo avuto un po' più di fame, avremmo sicuramente realizzato qualche gol in più. Ripeto, rispetto all'andata dove loro ci hanno chiuso nella nostra metà campo per 15 minuti e ci hanno veramente fatto male, creando palle su palle. Oggi è stata una partita molto equilibrata e paradossalmente il 3-1 è molto bugiardo, perché ripeto, non credo che oggi, per quello che si è visto in campo, il 3-1 era corretto, però quando l'avversario vince si fanno sempre complimenti e si va avanti. Per il campionato per noi è un sogno che si è realizzato, portare una piazza come Montelepre per la prima volta in eccellenza. L'affronteremo con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinto, con la consapevolezza che le partite in eccellenza sono tutte difficili e al primo errore la paghi, quindi dobbiamo essere molto più attenti, molto più cinici e soprattutto ancora più squadra di quanto non siamo stati oggi. Il mister pensa bene, il Partini Codaci va avanti e arriva agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza, perché
completa l'opera dopo la vittoria all'andata in casa vostra al Fazio di Terrasini, in un campo ostico contro una squadra che anche all'andata dimostrò di non mollare di un centimetro come il Montelepre. Quindi è andata avanti, visto la grande prova dei suoi ragazzi. Che partita è stata? Ma sono state entrambe due buone partite, giocate da due squadre orgogliose, col desiderio di passare il turno. Diciamo, abbiamo avuto noi qualche vantaggio rispetto a loro. Penso che entrambi cercavamo più indicazione sotto l'aspetto del campionato per capire a che punto eravamo, sia guida come colleghe, sia normale che magari noi siamo stati premiati di più, però dico, sono state due belle partite, due belle gare giocate con un buon calcio da entrambi. Abbiamo avuto dei vantaggi, che abbiamo fatto qualche gol in più, ma anche se non lo fosse stato nessun problema. Siete una squadra completamente nuova a partire da lei, che è la prima esperienza qui, ci sono stati tanti grandi acquisti. Come si prepara il Partinico Daci al campionato d'eccellenza che comincerà domenica? Perché è comunque un campionato sempre difficile, anche se avete dimostrato di essere una squadra abbastanza pronta per questo campionato. Noi siamo una squadra tutta rinnovata, tutta nuova, non era facile assemblarla, però diciamo, ho avuto la fortuna, la grande collaborazione di giocatori intelligenti, giocatori di categoria che si sono calati nella nostra realtà. Il campionato, come ne sappiamo, è sempre un campionato difficile, non ci sono squadre cuscinetti, non ci sono squadre, sono tutte squadre vogliose che se lo giocheranno tutte. Domenica c'è la prima in un campo difficile, ostico come il Misilmero, andremo a giocarci le nostre partite. I nostri obiettivi siamo quelli di fare un buon campionato, non abbiamo altre pretese e quindi speriamo di centrare questo obiettivo. Consideriamo che tutto è importante anche questa Coppa Italia, ci tenevamo a fare bella figura, oggi in parte l'abbiamo affrontata bene, davanti abbiamo avuto una signora squadra che sicuramente, come ho detto la settimana scorsa, dirà la sua nel campionato di eccellenza quest'anno, e poi quando a questa grande squadra gli regali pure le occasioni di farti male, il gioco è fatto, perché noi tutto sommato fino al primo tempo abbiamo giocato oltre che alla pari, forse meritavamo anche qualcosa in più. Ci hanno punito con la prima conclusione in porta, con un regalo nostro. Secondo tempo, quando noi volevamo impostare il secondo tempo in una certa maniera per cercare appunto di vincere e passare il turno, abbiamo fatto un ulteriore regalo a questa squadra che, ripeto, non puoi regalare nulla, perché appena gli regali qualcosa quelli ti castigano, e quindi c'è stato il secondo e il terzo, e poi dico, meritatamente il Partinico ha vinto la partita, e quindi va bene.
Bentornati in diretta dallo stadio Toto Russo di Aragona. Sta per iniziare il secondo tempo tra Aragona e San Giovanni Gemini. Parziale sullo 0-0. Una prima frazione dove le squadre si sono studiate per molto, dove l'Aragona ha perso uno dei suoi pezzi più importanti, ovvero Totò Treppiedi. Il suo posto è entrato Rama al 20°. Non a caso con la maglia numero 20. Mentre si sta riscaldando per il Gemini Giorgio Stassi. Vedremo adesso se ci sarà spazio anche per lui. È iniziato il secondo tempo tra Aragona e Gemini, con pallone in avanti a cercare subito l'inserimento di Seiter. C'è la copertura difensiva dell'Aragona. E allora si ripartirà da Calogero Priolo, classe 87, portiere dell'Aragona. Sané. Pallone in avanti a cercare Zammito. Poi occhio al recupero palla del Gemini. E qui il pallone che colpisce il direttore di gara. Si ripartirà dal pallone per l'Aragona. Gazziano lancia in avanti a cercare Rosario Genova, che stoppa il pallone, attaccato da due avversari. Poi il pallone che passa, occhio a Zammito che entra in area di rigore. Zammito tira. Il grande intervento di Damiere. Il grande intervento di Damiere, ma l'arbitro concede incredibilmente rimessa dal fondo. Damiere ha fatto una grandissima parata, l'arbitro non se n'è accorto. Era da una posizione defilata il direttore di gara Castrovinci della sezione di Palermo. Allora si ripartirà da Mirko Damiere. Seiter. Gemini che adesso è passato a una difesa a 4. Un 4-3-3 dunque per la formazione di mister Pierroberto Ancona, con Licata che si alza sulla linea degli attaccanti. Mangiapane. Miceli attaccato da Namio. Poi Mangiapane a spazzare e a cercare Marrone. In copertura Fayet. Poi Pirolo. Di nuovo Fayet. Attaccato da Seiter. Riesce a servire Piraneo. Poi lancia in avanti a cercare Genova. Alla fine la copertura difensiva del Gemini. E il pallone tra le braccia di Mirko Damiere. Lucera. Muratore. Colpisce di testa. Poi Gazziano evita. Anzi non evita la rimessa laterale. E qui prova il capitano ad incitare i suoi giocatori. Genova riesce a servire Namio, che se la porta sul destro. Entra in area di rigore Namio. Namio mette il cross, chiuso dalla difesa. E si ripartirà dal corner per la formazione di mister Carmelo Giordano. Namio al cross a cercare Giatta. Viene chiuso da Damiere. Poi ripartenza velocissima del Gemini con l'intervento molto pericoloso di Zammito. E il fallo ai danni di Colli. Calcio di punizione per il Gemini.
davanti la panchina di mister Carmelo Giordano. Battuto il calcio di punizione, Lucera riesce a scappare Lucera, entra in area di rigore Lucera, il pallone che è uscito, l'arbitro non ha fischiato nulla. Si ripartirà dal rinvio dal fondo per Calogero Priolo. Gazziano, Piraneo, rischia tantissimo Piraneo e perde il pallone, allora Colli prova la conclusione. Pallone che si alza sopra la traversa. Priolo pronto ad andare al rinvio. Lancia in avanti a cercare Namio. Infine c'è stata una spinta ai danni di Colli, calcio di punizione per il Gemini. Mentre continua ad intensificare Giorgio Stassi, lui che è stato fermo per più di 2 settimane. Zammito recupera palla, poi prova con l'esterno a lanciare Genova. Muratore col tacco prova a far passare il pallone, gran recupero di Gazziano. E allora Zammito prova a partire, Zammito viene chiuso dal numero 10 del Gemini, Muratore, che prova a ripartire in velocità e poi intervento duro di Gianluca Muratore. Calcio di punizione per l'Aragona, secondo ammonito della gara. Adesso diventano uno per parte, prima Zammito per l'Aragona, adesso Muratore per il Gemini. Piraneo, Gazziano, il lancio in avanti a cercare Genova che stoppa il pallone, lo protegge con il fisico Genova, attaccato da 2 avversari, si gira il tiro, la grandissima rete di Rosario Genova per l'1-0 dell'Aragona, il gran gol di Rosario Genova. Si è girato e l'ha messa all'angolino della porta di Temiere per il vantaggio dell'Aragona ed il gol di Rosario Genova. Una grande rete del bomber nativo di Delia per l'1-0 dell'Aragona. Applaudito dai suoi tifosi Rosario Genova, sale a 14 in campionato il bomber dell'Aragona e si accendono le luci al Totorusso. Antona, Zammito da terra recupera palla, altra ripartenza dell'Aragona, adesso Piraneo, sale l'entusiasmo dell'Aragona, pallone recuperato dal Gemini con Licata, poi Muratore in avanti a cercare Antona, poi Lucera in avanti verso Marrone, alla fine Priolo esce e fa su il pallone.
Il rinvio di Priolo, pallone a cercare Zammito, poi il retropassaggio di Reina. Alla fine si ripartirà dalla difesa con proprio il numero 5 del Gemini che serve Antona, poi Licata in avanti da Marrone. Fallo fischiato ai danni di Licata, credo, anzi di Antona. Calcio di punizione per il Gemini, mentre non c'è solo Stassi, c'è molto movimento in panchina del Gemini e c'è un cambio in questo momento per l'Aragona. Fuori Zammito, un under dentro, un altro under Sclafani. L'ex Camarat Michele Sclafani, l'anno scorso protagonista di una grande promozione con i biancazzurri montanari, e si può dire una sorta di derby per il neo numero 18 dell'Aragona. Rama recupera palla, poi c'è un fallo ai danni di Marrone. Calcio di punizione per il Gemini da ottima posizione. Siamo quasi giunti a un'ora di gioco. Aragona in vantaggio per 1-0 ai danni del Gemini. Ricordiamo la partita importantissima per il primato del girone A di promozione. Ha trovato la rete al 50° minuto Genova con una gran girata. Mangiapane in porta! Parata in due tempi di Priolo. Il rinvio a cercare Michele Sclafani. Poi Gaziano. Genova stoppa il pallone, appoggia su Rama. Il cambio di gioco verso Namio. Gioca un bel calcio l'Aragona. Ancora Namio. Sempre Namio viene chiuso dalla grande copertura difensiva del Gemini. E allora Marrone in avanti, chiuso a sua volta da Fayet. Poi il numero 11 dell'Aragona forse commette fallo, ma l'arbitro lascia proseguire. Priolo. Colpo di testa di Mangiapane. Poi Piraneo recupera palla. Giatta. Gaziano. Il lancio in avanti a cercare Genova, chiuso da Colley. Poi una serie di rimballi, alla fine il pallone di Muratore. Uno scontro pericolosissimo tra Rama e Mangiapane. Pallone che passa. E allora l'offensiva da parte del Gemini con Lucera che entra in area di rigore. Scappa a due avversari Lucera, mette il cross in mezzo, chiude bene la difesa. Si ripartirà da un calcio d'angolo. Calcio d'angolo per i Gemini, alla battuta c'è Lucera. Il cross al centro allontana Rosario Genova, poi il pallone che resta vivo per Muratore. Ancora Muratore che riesce a sfuggire a due avversari, entra in area di rigore. Recupero provvidenziale quello di Strabone all'ultimo. Si ripartirà da una rimessa laterale per il Gemini. Fino a questo momento una gran bella partita quella tra le due squadre.
Seiter, il cross al centro, allontana la difesa, poi Namio a spazzare. Genova attaccato da un avversario, poi Namio attaccato da Mangiapane, l'arbitro lascia proseguire perché il pallone è ancora dell'Aragona. Giatta, rientra Giatta, zona tiro per lui, poi prova questo filtrante a cercare Genova, pallone che non passa, e allora può ripartire la squadra di mister Pier Alberto Ancona e lo fa con Muratore. Licata, copertura difensiva da parte dell'Aragona con Gaziano. Ci sarà una rimessa laterale e ne approfitta mister Pier Alberto Ancona per fare un cambio. Fuori Mangiapane e dentro Berri per il Gemini. Il neo arrivato da Mazzara del Vallo al posto del capitano, con la fascia che passa a Reina, aiutato da Rosario Genova a metterla. Gran gesto da parte di Genova. Berri tocca il suo primo pallone, poi Antona, anzi Micelli, Reina, adesso Antona, Lucera, una finta ai danni di Giatta, il cambio di gioco a cercare il cross di Seiter per il colpo di testa di Colli, esce Priolo, parata facile del numero 1 dell'Aragona. Allora il rinvio dal fondo di Priolo, pallone a cercare Rosario Genova, con il petto Genova, poi grande stop, appoggia da Sclafani, riesce a tenere il pallone Sclafani, ancora Michele Sclafani, chiamano il tiro qui in tribuna, alla fine perde troppo tempo e perde anche il pallone, e allora Colli, poi l'intervento irregolare da parte di Sclafani, calcio di punizione per il Gemini. È pronto Messineo, è pronto Messineo per il Gemini, ma si attenderà ancora un attimo perché il gioco continua. Namio, prova il numero Namio, viene chiuso da Marrone, poi Berri, Muratore, Antona, si dimentica per un attimo il pallone Antona, poi Lucera mette ordine e avanza Lucera in mezzo a due, viene chiuso da Gaziano, poi rimangono a terra entrambi. Alla fine l'arbitro ferma il gioco, allora adesso potrà entrare in campo Messineo per il Gemini. E vediamo al posto di chi l'altro capitano della squadra di mister Pier Alberto Ancona. Mentre per l'Aragona si riscalda Battimili, anche Cannizzaro. Fuori Reina e dentro Messineo, indossato solamente per pochi istanti la fascia di capitano, il numero 5 del Gemini. Entra in campo quello che è il titolare della difesa di mister Pier Alberto Ancona, Messineo, con la maglia numero 6. È pronta la battuta del calcio di punizione Priolo. In avanti a cercare Giatta che stoppa perfettamente il pallone. Poi Piraneo. Rama riesce ad appoggiare su Namio.
Solamente che c'è l'anticipo di Messineo. Poi una lotta tra i due, alla fine alla meglio il capitano del Gemini. E qui mostra un po' di forza il capitano del Gemini. Il lancia in avanti a cercare Lucera, che prova ad inserirsi in mezzo ai due avversari. Posizione irregolare del numero 99 del Gemini. Mentre pronto un cambio nelle file dell'Aragona. Si prepara a fare il suo ingresso in campo Battimili. Vediamo al posto di chi? Credo Namio. È proprio così. Fuori Namio e dentro Battimili per la formazione di mister Carmelo Giordano. Sono usciti entrambi gli esterni titolari dell'Aragona per far spazio al neoacquisto, ovvero Sclafani, adesso a Battimili, che si è già messo in mostra in questa prima parte di stagione. Priolo in avanti a cercare Genova, riesce ad appoggiare su Battimili, solamente che Battimili non ci crede tanto, e allora il recupero delle Gemini. Poi Piraneo ci mette una pezza. Il lancio in avanti a cercare Genova. Altro recupero della difesa del Gemini con Antona. Poi Muratore. Allarga su Licata. Di nuovo Muratore. C'è lì vicino Lucera. Forse in posizione irregolare. L'arbitro lascia proseguire. Lucera mette il cross in mezzo. Alla fine c'è un rimballo che però favorisce la difesa dell'Aragona, che adesso riparte con Nejatta. Poi Battimili spreca tutto, ha provato a lanciare Genova, non ci è riuscito. Demiere. Antona. Licata. Il filtrante a cercare Marrone. Pallone che rimane da Lucera. Ancora il 99 del Gemini con il cross al centro a cercare Mirko Marrone. Pallone facile preda per Priolo, che riparte immediatamente a cercare Battimili. Berri. Muratore. Ancora Berri. Torna indietro da Miceli. Seiter. Guarda al centro Seiter, serve Colli, che esce dall'area di rigore. Poi nuovamente verso Seiter, il cross a cercare Colli, allontana la difesa. E poi Berri. Antona. Muratore. Attaccato da Giatta che gli porta via palla e prova a ripartire Genova. È tutto solo Battimili dall'altro lato. Piraneo non riesce a servire nessuno. Poi Rama. Ancora Piraneo, il pallone che passa. Poi in uscita Messineo a mettere ordine. Allora Colli. Poi Gaziano. C'è stato il fischio del direttore di gara per un fallo commesso ai danni di Colli. Colli. In mezzo a due riesce a passare Colli. Zona tiro per lui. Preferisce servire Lucera. Sclafani gli porta via il pallone. Poi riesce a passare con un rimballo Sclafani. Ancora Alex Sangataldo. In mezzo a due guadagna un calcio di punizione Michele Sclafani. Gaziano. Pallone in avanti a cercare il gran controllo di Battimili. Poi la grande copertura difensiva del Gemini con Miceli. Seiter in avanti a cercare Lucera. Pallone troppo lungo.
è facile preda per Priolo. Gazziano, Giatta, Piraneo, grande giocata di intelligenza di Piraneo con il velo verso Mustafa Sané, il lancio in avanti a cercare Genova e l'arbitro che fischia un calcio di punizione perché c'è stata la trattenuta ai danni di Rosario Genova, e qui reclamavano il rosso ai danni di Antona i giocatori dell'Aragona. C'è comunque da dire che è una punizione da una posizione molto interessante. Adesso vediamo chi andrà alla battuta, mentre c'è il Gemini che continua, mister Pieralberto Angona che continua a guardare verso la sua panchina. C'è Lio che si è già levato la casacca. C'è anche Stassi che continua ad intensificare. Ma la cosa più importante fino a questo momento è che c'è una punizione molto pericolosa per l'Aragona. E c'è soprattutto uno specialista come Piraneo alla battuta. Va con il destro Piraneo, sfiora il palo e sfiora il gran gol, il numero 4 dell'Aragona, ma c'è stata una deviazione della barriera. Sarà dunque calcio d'angolo per la formazione di mister Carmelo Giordano. E appunto, come anticipato, è pronto a fare il suo ingresso in campo il bomber Giorgio Stassi. Mentre c'è la battuta di questo corner in avanti, poi occhio, il pallone rimane vivo. Ha provato ad andarci Genova, ma c'è stato l'anticipo di Seiter. Allora si ripartirà da una rimessa laterale. Vediamo se andrà a battere immediatamente l'Aragona, mentre c'è un accenno di rissa, occhio. E sono sicuramente immagini che vorremmo né vedere né commentare. Allora la situazione è peggiorata ulteriormente, non vorremmo commentare nessuna immagine. Sono volate un po' di mani dallo staff e che c'è stata un'invasione di campo di un tifoso. Qui il direttore di gara che invita a mantenere la calma e ha già un cartellino rosso in mano.
Mentre spieghiamo brevemente quello che è successo, sono addirittura entrati in campo i bodyguard a rimettere ordine. L'arbitro espelle alcuni componenti della panchina delle Gemini. Credo uno sia Reina e l'altro il vice allenatore di mister Pier Alberto Angona. Ed espelle anche un componente della panchina dell'Aragona. E qui adesso c'è Capitan Gazziano che va a dialogare con il direttore di gara. Espulso 3 piedi dalla panchina. Espulso dalla panchina Salvatore Treppiedi. E qui ancora occhio a un accenno di rissa tra Messineo e Fayet. Adesso l'arbitro che invita a mantenere la calma. Una situazione, ripeto, molto brutta da commentare, soprattutto da vedere. Adesso c'è il direttore di gara Castrovinci che richiama a sé entrambe le squadre. Espelle Sclafani. Espelle Michele Sclafani, il direttore di gara. E adesso Aragona che si trova in 10 uomini. Che è stato espulso il numero 18, appena entrato in campo Michele Sclafani. Anche se continuano la serie di rossi perché viene espulso anche Messineo. E adesso torna la parità in campo. Espulso il capitano delle Gemini, Messineo. E allora si ristabilisce la parità numerica dopo aver assistito, passatemi il termine, ad uno spettacolo vergognoso, ecco. Adesso c'è Messineo che va a dialogare con il direttore di gara. C'è anche Capitan Gazziano, ma la decisione presa è stata chiara. Ha subito peraltro una botta anche Genova. E quindi la decisione finale, mentre Messineo ha ancora qualcosa da ridire a Fayet. Adesso ancora interviene anche Stassi. Adesso si accende ancora un po' la rissa. E continua ancora la diatriba tra le due squadre, nonostante c'è da dire che le società sono molto amiche. Adesso c'è il direttore di gara che si rivolge verso il suo assistente. Vediamo come proseguirà la gara, che per l'esaltezza sono passati 10 minuti senza capire nulla.
E adesso sicuramente andrà ad influire sul recupero. Gioco che non riprende perché l'arbitro ha ancora qualcosa da dire al portiere del Gemini, Demiere. E al difensore Antona. Adesso si ristabilisce anche la calma qui in tribuna. Quindi ricapitolando, espulsi alcuni componenti dello staff sia del Gemini che dell'Aragona. Intanto c'è questo pallone messo in mezzo, allontanato dalla difesa. E poi in rimessa laterale in favore dell'Aragona. Dicevamo espulsi alcuni componenti dello staff del Gemini e dell'Aragona. E soprattutto espulsi in campo Sclafani e Messineo. Del pallone in avanti a cercare Genova. Poi Battimili sbatte sull'Icata. Alla fine il recupero palla da parte di Piraneo. Ancora Piraneo che punta l'uomo. Si porta la palla sul sinistro. Prova a mettere il cross al centro. Viene chiuso dalla difesa. Allora si ripartirà da un corner per la squadra di mister Carmelo Giordano. Sempre Piraneo alla battuta. Il cross al centro a cercare Genova, smanaccia Demiere. E poi può partire il contropiede del Gemini. Lucera, attaccato senza fallo da Gazziano. Si ripartirà da una semplice rimessa laterale in favore del Gemini. Anzi, rimessa laterale dell'Aragona. Gazziano, attaccato da Berri. Altra rimessa laterale, questa volta del Gemini. Berri, Licata, Lucera, Muratore. Lucera in mezzo a due, prova a passare Lucera, poi Gazziano, gran copertura difensiva del capitano. E allora può ripartire l'Aragona con Piraneo. Pallone a cercare Genova. Palla troppo corta. E c'è il recupero facile delle Gemini. Si riparte da Demiere. Antona. Attaccato da Piraneo, calcio di punizione per il Gemini. E l'arbitro invita il centrocampista bianco-azzurro a mantenere la calma. Muratore scambia con Marrone, poi ancora Muratore. Viene chiuso forse con un fallo, ma l'arbitro lascia proseguire. E allora Battimili, il cross a cercare Genova. Facile preda per Demiere. Berri, Miceli. Da segnalare che comunque nel frattempo il Gemini aveva fatto delle sostituzioni, perché è uscito Marrone ed è entrato in campo Stassi. Ed è uscito anche, credo, Seiter per fare spazio a Lio. Lucera, pallone a cercare Lio, chiuso dalla difesa. E allora Aragona che può ripartire. E lo fa con Nejatta, che però si dimentica il pallone. Viene attaccato da Antona, poi riesce in un qualche modo l'Aragona
ad uscire palla al piede, il lancio in avanti di Rama a cercare Giatta, pallone che si spegne in rimessa laterale. Da segnalare che comunque l'Aragona, rimasta priva del suo numero 10, tre piedi. Rama ha comunque fatto una discreta prestazione. Piraneo in avanti, il pallone a cercare Genova, poi la copertura di Antona ed infine De Miere. Colli, Lio, attaccato da Rama, viene chiuso in rimessa laterale, va proprio lui a battere. Colli, Muratore, di nuovo il numero 3 del Gemini, si appoggia su Berry, poi Licata, la ruleta di Licata che prova a passare in mezzo a due, poi il gran recupero da parte di Giatta. L'arbitro concede un calcio di punizione in favore del Gemini. È stata la trattenuta di Giatta vista dal direttore di gara. Allora calcio di punizione per il Gemini. Lucera, il cross allontanato da Gaziano, poi può partire il contropiede dell'Aragona con Battimili, attaccato irregolarmente da Lucera. Calcio di punizione per l'Aragona, ammonito Lucera. Partita che è stata tranquilla, posso dire, fino al 65esimo, e poi i cartellini sono cominciati ad aumentare. Adesso l'ennesimo ammonito del Gemini, pardon, Lucera. Sané, pallone in avanti a cercare Giatta. Gaziano, il cross in mezzo a cercare Battimili che stoppa con il petto, poi prova la girata, pallone rimane vivo per Rama e c'è la grandissima parata di De Miere, intervento provvidenziale del numero 1 del Gemini, l'ha tolta dall'incrocio dei pali e ha evitato il peggio ai suoi. Battuta il corner, Giatta, il cross in mezzo, allontana la difesa del Gemini, poi Gaziano recupera palla, Rama, rimessa laterale per i Gemini con Antona. Battimili recupera palla, occhio a Battimili che avanza palla a piede, ancora Battimili dentro Genova, non riesce a spingere il pallone verso la porta Rosario Genova. Per il potenziale 2-0 dell'Aragona è solo un'illusione. Muratore, occhio alla controffensiva del Gemini con Lio che prova a far passare il pallone, poi Genova si rende conto di essere in posizione irregolare. Occhio al Gemini che recupera palla con Licata, ancora Licata, chiuso da Gaziano, una grande copertura difensiva del capitano dell'Aragona. Altro cambio nelle file del Gemini, è pronto Perrone, il neo arrivato dal Casteltermini, già autore di 2 gol in campionato. Fuori Antona e dentro Lemuel Perrone. Quanto manca ormai un minuto al 90esimo e il recupero che sarà molto ma molto, sicuramente non poco, ecco.
Occhio a questo cross in mezzo, allontana la difesa dell'Aragona. Anzi, il colpo di testa è stato di Berry, quasi una copertura difensiva. Poi il cross in mezzo. Reclamavano un fallo con il braccio i giocatori del Gemini. Occhio all'Aragona che riparte con Giatta che prova a far partire Genova. Genova praticamente non ne ha più per correre. E allora Berry. Stassi la gira su Muratore. Poi Lucera. Ancora Muratore. Di nuovo Lucera. Il cross in mezzo. Chiude bene. Dieci minuti di recupero segnalati dal direttore di gara. Ha alzato entrambe le mani il direttore di gara. Anzi 9 minuti di recupero e non 10. Comunque è molto eccessivo il recupero del direttore di gara, ma ci sta, poco fa si è perso tantissimo tempo. Lio appoggia su Berry. Anzi era Colli. Poi Miceli lancia in avanti a cercare Lemuel Perrone, che si era sganciato dalla marcatura di Gazziano. E allora Priolo in avanti a cercare Genova, chiuso da Antona. E allora De Miere. Berry. Seiter. Anzi Muratore. Lucera. Chiama palla Berry. Servito in questo momento. Attaccato da Giatta. Poi Miceli. Guarda in mezzo Miceli. Mette il cross. C'è Stassi, ma c'è anche il grande intervento in copertura difensiva da parte di Fayet. Allora corner per la formazione ospite. Alla battuta andrà il solito Raimondo Lucera. Il cross di Lucera. Genova mette fuori. Poi occhio al pallone che rimane vivo. Ed infine la grande copertura difensiva da parte di Rama. Lucera. Lucera va sul fondo, mette il cross. Lascia scorrere addirittura Priolo. Mentre sono già passati 2 minuti e 20 dei 9 concessi dal direttore di gara. Che c'è da dire comunque, al di là della rissa successa 10 minuti fa, all'80° minuto, era stata una gran bella partita. Rinvio di Priolo. Pallone a cercare Genova. Muratore. Perrone. Colli. Berry. Lio. Ancora Berry. Occhio che in zona tiro. Prova la conclusione Berry. Poi pallone che si impenna. E alla fine finisce sui piedi di Rosario Genova, che prova ad avanzare. Attaccato da Colli. Ancora Giatta che prova a lottare sul pallone. Poi Miceli riesce a sfuggire, palla al piede. Interviene Gazziano in copertura difensiva. Antona. Berry. Muratore. Pallone a cercare Stassi, che appoggia su Berry. Poi Miceli in avanti a cercare ancora Stassi. Copre bene la difesa dell'Aragona. Occhio però ad Antona. Pallone che rimane vivo, ma c'è il fallo ai danni di Antona. Quindi calcio di punizione per il Gemini. Quando siamo al 94° minuto di gioco. Ancora 5 minuti da giocare. C'è una potenziale occasione per il Gemini.
Colli alla battuta, pallone buono per Berry, che da posizione defilata spara alto. Si ripartirà dal rinvio dal fondo di Priolo, che ne approfitta per perdere tempo, e insistono i giocatori del Gemini. Priolo praticamente le fa tutte per perdere tempo. C'è tensione adesso nelle due panchine, addirittura si allontana mister Carmelo Giordano, rimane il suo secondo a dare indicazioni e continua intanto la tensione tra le due squadre. Viene ammonito Genova, che però ha subito un colpo. Ammonito Genova. Ancora momenti di tensione, viene ammonito anche Priolo per la perdita di tempo. Ammonito anche Priolo per la perdita di tempo. E i minuti che passano. Siamo giunti ormai al 96esimo e continuano ad abbracciarsi in maniera molto ruvida Stassi e Genova. Anche Genova non ce l'ha con il numero 9 del Gemini, ma bensì con il 99, con Raimondo Lucera. Lucera intanto si chiarisce con Piraneo. Genova ha sempre qualcosa da ridire, ma gioco che continua. E allora Berry, attaccato proprio da Genova, difende palla, poi riparte il Gemini con Muratore. Ancora Gianluca Muratore, entra in area di rigore Muratore, il cross in mezzo, chiuso dalla difesa. Corner per il Gemini, c'è fuori dall'area di rigore Berry, c'è anche Colli, chiama palla Antona. E qui cambia battuta il Gemini con lo schema. Muratore scambia con Lucera. Il tiro cross da parte di Muratore, la grande copertura in angolo di Priolo. Altro corner, il cross in mezzo, occhio! Battimiglia allontana, vediamo se sarà ancora corner. Proprio così, altro corner per il Gemini. Sono tutti là davanti, verso la porta di Priolo. C'è il tutto per tutto. È pronto ad andare al cross Antona. In mezzo allontana Genova. Poi la rovesciata di Faye ad allontanare, apprezzata dal pubblico. Ancora trazione offensiva il Gemini, che sta provando il tutto per tutto. Occhio al pallone buono per Lio, in mezzo a due, anche da terra, prova a far passare il pallone, poi viene atterrato in maniera regolare da Strabone. Occhio al pallone in avanti, è praticamente a porta scoperta la rete del 2-0 dell'Aragona con Ciatta. Il 2-0 dell'Aragona ha segnato Ciatta. Adesso possiamo praticamente dire game, set, match, come direbbero nel tennis. Partita finita, Aragona 2, Gemini 0. E con questa vittoria dunque Aragona che si va a prendere il primato della classifica. Da ribadire comunque che prima della tensione tra le due squadre, prima della rissa, era stata una grande partita.
Adesso vengono applauditi i calciatori dell'Aragona e dei loro tifosi. C'è stato il raddoppio della squadra di mister Carmelo Giordano. Un contropiede letale dell'Aragona. E adesso gioco che riprende. Praticamente finito il tempo. Si accendono addirittura le luci della tribuna, che la partita è praticamente finita. Restano solo pochi secondi da giocare. Occhio a Muratore in area di rigore. Prova a passare. Ci mette una pezza la difesa dell'Aragona con Piraneo. Poi si buttano tutti praticamente a terra. L'arbitro che controlla l'orologio. Sono 2 giocatori dell'Aragona a terra. Addirittura manda in campo un altro giovane, mister Carmelo Giordano, ovvero Genduso. Siamo praticamente a partita finita. Vediamo se ci sarà tempo per questa sostituzione. Esce tra gli applausi del pubblico di casa l'autore della prima rete di una grande partita a Rosario Genova, il capocannoniere del girone A di promozione. Tantissimi applausi per il bomber nativo di Delia. Abbracciato da tutta la panchina dell'Aragona. Poi applausi verso la tribuna. Sono praticamente gli ultimi sgoccioli di partita. È entrato Genduso. Siamo oltre il 100° minuto. Praticamente si gioca senza alcun motivo. Minuti che adesso diventano 101. L'arbitro fa ripartire l'azione dalla difesa dell'Aragona. Piraneo scambia con Battimili, poi lancia in avanti a cercare Genduso. La copertura difensiva, poi ancora pallone in avanti di Rama a cercare nuovamente Genduso. Pallone fuori, l'arbitro fischia 3 volte e decreta la fine della partita tra Aragona e Gemini, con l'Aragona che si impone per 2-0. Si prende il primato della classifica del girone A di promozione. Una grande prestazione quella della squadra di mister Carmelo Giordano, che riceve anche i complimenti da mister Pier Alberto Angona, che, lo ricordiamo, senza quella rissa al 70° minuto avremmo visto una partita forse con lo stesso epilogo la più bella da vedere, ecco. E allora, su queste immagini ci lasciamo con i tifosi dell'Aragona che festeggiano con i loro beniamini per questo traguardo raggiunto, per il primato della classifica verso un obiettivo che non è impossibile da raggiungere, ecco. E quindi dal Totorusso di Aragona è tutto. Aragona 2, Gemini 0. Amici di Sportisili, un saluto da Giulio Tasca e una buona serata.